Io non metto le mani addosso. A me. Tu mi spieghi, fra. Un ragazzo arriva, ne spintona un altro, lo prende per il bavero della giacca, lo fa cadere a terra. Scene violentissime accadute nel parcheggio degli istituti superiori di Cittadella poco prima dell'inizio delle lezioni, martedì. A terra finisce un ragazzo di 16 anni, la stessa età di chi lo sta aggredendo. Una spedizione punitiva, racconta il padre che abbiamo raggiunto al telefono, per un conflitto che in classe aveva già portato il figlio alle mani con un compagno che lo prendeva in giro chiamandolo come un celebre attore di film hard. Così il papà. Poteva essere anche morto, mi diceva mio figlio che erano in tanti, una quindicina, non lo so se erano 15, ma insomma quello che ha azionato si vede anche in video, è un tunisino, ai ordini di quello lì della sua classe, del suo compagno di classe, e ha cominciato a dargli a tirarlo, a sbatterlo sulla strada, a dargli i pugni e calci. Prima di martedì il sedicenne, che a luglio è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico al torace, aveva ricevuto minacce sul suo telefono dall'aggressore. Ti ammazzo, testa del c***o, ti sei mangiato la vita, che qua là adesso non mi ricordo tutte le parolacce, ma robe bruttissime e gravi. Sono una parte di quanto accaduto quello che si vede nel video, racconta il papà della vittima, la voce ancora terrorizzata, incredulo che nessuno dei presenti sia intervenuto. Erano là in quasi 200 colleghi che non hanno mai intervenuto. Erano lì anche gli autisti di Pullman che neanche quelli lì dicono che non si sono accorti, ma era impossibile. Quando il bullo e i suoi amici se ne sono andati, il sedicenne ha telefonato al papà che lo ha convinto a chiamare l'ambulanza. Sta malissimo, siamo stati anche in pronto soccorso, era gonfiato sulla testa, l'anca gonfiata, insomma ha preso un po' di botte. La famiglia ha presentato denunce ai carabinieri di Cittadella e sperano nella giustizia. Nel frattempo il sedicenne non è ancora tornato a scuola e i genitori pensano al sostegno di uno psicologo, ma la paura è tanta. Sì che abbiamo paura, tutti abbiamo paura, perché questo qua era conosciuto già da prima, era già segnalato.